Sarà eseguita domani mattina l'autopsia sul corpo del piccolo Mattia Quada per individuare le cause del decesso. Già nel pomeriggio potrebbe arrivare il nulla osta per i funerali. Militare dell'esercito a Cavallino Treporti morto a causa dell'esposizione all'amianto. Condannati 2 ministeri, la vedova risarcita 400.000 euro e un vitalizio. Giorni di apprensione tra Favaro e Carpenedo per la scomparsa del 64enne Roberto Barbiero, del quale non si hanno più notizie da Natale, l'appello dei colleghi di lavoro. Dopo i borseggiatori Monica Poli e il gruppo dei cittadini non distratti lanciano la sfida agli scatolettisti di Venezia posizionati sui principali ponti della città. Boom di ricoveri nel Veneto orientale a causa dell'influenza che sta superando nettamente i casi di Covid. L'ULSS 3 organizza degli open day per le vaccinazioni. È tornato a colpire quello che è stato ribattezzato come il vendicatore degli autovelox. Lo ha fatto ieri sera a Rosolina sulla Romea, 8º ride per lui. Un accesso agli atti in comune per fare chiarezza sul futuro dell'ex orto botanico di San Giobbe lo ha richiesto il gruppo di tutta la città insieme di fronte alla prospettiva che l'area sia convertita in un nuovo grande albergo. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano lo avete sentito, domani mattina si terranno, a partire dalle 8, si terrà l'autopsia sul corpo del piccolo Mattia Quada di 8 anni per individuare le cause del decesso. Già dal pomeriggio dovrebbe esserci il nulla osta per consentire ai familiari di organizzare i funerali. Il pubblico ministero Daniela Moroni, su richiesta di tutte le parti, ha disposto che vengano acquisiti agli atti dell'inchiesta aperta per la morte di Mattia Quada, il bambino di 8 anni deceduto giovedì della scorsa settimana all'ospedale civile di Venezia dei Santi Giovanni e Paolo, anche le registrazioni di tutte le telefonate tra gli operatori del 118. In particolare si vuole capire come mai, nonostante un primo aggravamento del piccolo paziente sarebbe stato segnalato già poco dopo mezzogiorno con la conseguente richiesta di intervento dell'elicottero, questo non sia mai arrivato. Per oltre 4 ore si sarebbero susseguite le segnalazioni fino a quando verso le 16 il quadro clinico ha iniziato a precipitare. È questa una delle novità più salienti uscite dall'udienza che questa mattina ha visto come previsto il giuramento per il conferimento dell'incarico di esecuzione dell'autopsia che verrà effettuata da parte della dottoressa Alessia Viero, autopsia che inizierà domani mattina già dalle 8 all'ospedale L'Angelo di Mestre, prima con un attacco, poi intorno alle 9 con il prelievo degli organi per gli esami istologici. Già nel pomeriggio di domani o al più tardi nella giornata di lunedì la salma del piccolo dovrebbe essere poi liberata per permettere ai familiari di organizzare i funerali che dovrebbero essere celebrati la prossima settimana al Lido con la partecipazione di tutta la comunità moldava e cristiana ortodossa di Venezia e Mestre. Il consulente del pubblico ministero medico legale ha chiesto 90 giorni per depositare i risultati dell'autopsia. Nell'inchiesta per la morte di Mattia Quada, avviata dopo un esposto in procura da parte dei genitori, risultano per il momento indagati 3 medici dell'ULSS 3 Serenissima, 1 del pronto soccorso dell'ospedale civile di Venezia e 2 in servizio nel reparto di pediatria dello stesso ospedale lagunare. Nell'udienza tutte le parti hanno nominato i propri consulenti. I genitori di Mattia sono assistiti dagli avvocati Andrea Franco e Renato Alberini, mentre i medici dagli avvocati Claudia Barattin del Foro di Padova e dall'avvocato Sarti di Mestre. Il Tribunale di Parma ha condannato i Ministeri della Difesa e dell'Interno per la morte di un militare originario di Arquà Polesine a Rovigo, ma residente nel Parmense, deceduto nel 2018 per una forma rara di cancro causata dall'esposizione alle fibre di amianto nel periodo di servizio al reggimento di Cavallino Treporti dell'Esercito. È stato esposto senza strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale alla fibra killer, presente anche nei locali di attività quotidiana. Entrambi i dicasteri sono stati inoltre condannati a liquidare alla vedova 400.000 euro oltre ad un vitalizio, benefici che invece non sono stati riconosciuti ai 2 figli del militare. E sono giorni di apprensione tra Favaro e Carpenedo per la scomparsa di Roberto Barbiero di 64 anni, del quale non si hanno più notizie da Natale, l'appello dei colleghi di lavoro. Noi come colleghi di lavoro cosa abbiamo fatto? Ci siamo attivati per
sui social per cercare aiuto da parte di tutti per riuscire prima possibile a trovare una soluzione, trovare la persona, perché noi ci teniamo veramente tanto di ritrovare il nostro collega. È scomparso nel nulla a pochissimi giorni dalla pensione Roberto Barbiero, detto Willy. Roberto vive da solo a Carpenedo e ad accorgersi per primi della sua assenza sono stati i colleghi di lavoro alle poste che hanno immediatamente lanciato l'allarme. È alto intorno a 1,75 m, porta la barba, capelli bianchi, diciamo che porta un po' di più, l'età sua ha intorno ai 64 anni, però ne dimostra qualcuno in più. Francesco Menin è un collega di Roberto e consigliere di municipalità a Favaro, dove ricopre la carica di presidente della quarta commissione, che si occupa tra l'altro di sociale. Roberto Barbiero, ci racconta, è stato visto l'ultima volta il 21 dicembre al lavoro, poi di mezzo ci sono state le festività. E dal 26 o 27 vado a Spagna, perché io non so bene le date, e praticamente non abbiamo più notizie. Da quel momento noi come colleghi, e soprattutto ringrazio Poste fin da ora che si è subito applicata per informarsi cosa stava succedendo, e so che Poste Italiane ha fatto anche la denuncia. Chi lo dovesse vedere, per esempio lo dovesse riconoscere, cosa deve fare? Contatti immediatamente le forze dell'ordine, i carabinieri che sono già stati messi in guardia, sono già stati avvertiti, e anche loro ringrazio fin da adesso che ci stanno aiutando a ritrovare il nostro caro, il nostro collega. I borseggiatori a Venezia sono diminuiti dell'80%, a dirlo Monica Poli, nota per il suo attenzione pickpocket, e che nel frattempo ha iniziato a contrastare anche il fenomeno degli scatolettisti. Attenzione pickpocket! Da attenzione pickpocket a "e se gioco io, dai, andiamo dai". Monica Poli, famosa per la sua lotta insieme al gruppo dei cittadini non distratti contro i borseggiatori a Venezia, ha intrapreso una nuova battaglia, quella contro gli scatolettisti, posizionati sui principali ponti della città. Ormai mi chiamano anche loro pickpocket, mi riconoscono, si alzano e vanno via. Ecco, l'ho già fatto 2 volte, continuerò a farlo, perché purtroppo per loro, anche se le forze dell'ordine, perché vengono fermati, perché abbiamo anche letto sui giornali, c'è solo una multa per violazione del suolo pubblico e il sequestro magari della pallina o dei soldi, però per affrontare questa tematica sinceramente ci vuole poco. I ponti sono 4 dove loro vanno. È l'esasperazione che ha portato Monica a lottare contro il degrado a Venezia, e i truffatori se ne guardano bene dal contrastarla. Lo faccio perché amo la mia città e amo i turisti, perché logicamente bisogna tutelare i turisti, bisogna tutelare i cittadini, e quindi è una cosa che ci viene dal cuore, ecco. Così come la lotta ai borseggiatori, che ha dato ottimi risultati. Abbiamo visto, grazie all'ex prefetto di Bari, alla task force che c'è stata da parte dei carabinieri e delle forze dell'ordine, una diminuzione dell'80%. C'è sempre qualcuno che arriva. Logicamente noi diciamo massima attenzione soprattutto anche negli autobus, però continuiamo a monitorare. Ieri ad esempio ce n'erano 2 arrivati in stazione, subito fermate, portate via dalla Polfer, che ringraziamo, e diciamo che una stazione credo che sia una delle stazioni più pulite tra virgolette delle città d'Italia, si può stare tranquilli. Ci spostiamo a Spinea, dove i carabinieri hanno arrestato un 29enne tunisino con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Bloccato al parco Nuove Gemme, è stato trovato in possesso di 70 grammi di hashish e 2 di cocaina, suddivisi in dosi già pronte per la cessione. Nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Spinea. E invece il comando di polizia locale di Jesolo ha ricevuto 4 taser e 32 bodycam, diventando così tra i primi comuni non capoluogo e sotto i 100.000 abitanti a dotarsi di pistole ad impulsi elettrici. I taser saranno inizialmente forniti ad un primo gruppo di 10 agenti per l'attività di formazione. Tra i nuovi strumenti in dotazione anche 32 bodycam, piccole telecamere indossabili su divise e caschi. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, a tra poco.
Eccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Proseguiamo con le notizie. Boom di ricoveri nel Veneto orientale a causa dell'influenza che sta superando nettamente i casi di Covid-19. L'Ustre Serenissima organizza degli Open Day per vaccinarsi. E i primi dati relativi ai ricoverati, quindi ai casi più gravi nei nostri ospedali, ci stanno dimostrando come l'influenza di tipo A ormai l'abbia fatta da padrona, superando di gran lunga tutti gli altri microrganismi, superando molto il Covid, ma vediamo la presenza comunque sia dell'Haemophilus influenza sia dello Streptococcus pneumoniae, ovvero il cosiddetto pneumococco. Nell'US4 l'aumento dei contagi da influenza ha addirittura determinato un importante incremento dei ricoveri, soprattutto persone anziane, fragili, ma a dicembre 10 persone sono state anche trasferite nelle terapie intensive di San Donà e Portogruaro per insufficienza respiratoria. 3 bambini sono inoltre ricoverati per complicazioni respiratorie e polmonite derivate dall'influenza. Per questo anche l'Ulstre Serenissima lancia un messaggio. Ci sono dei vaccini, sono disponibili, e per gli ultimi, per chi non si fosse ancora convinto, per chi era via, per chi era in ferie, per chi non ce l'ha fatta, per chi non ha trovato più un medico, non questo sabato ma sabato 13 facciamo 2 Open Day con accesso libero, non serve prenotarsi. Uno lo faremo presso gli ambulatori del servizio igiene pubblica, qui al Dipartimento di Prevenzione in piazzale San Lorenzo Giustiniani, la mattina di sabato 13, e l'altro lo faremo dentro ospedale Dolo a Villa Massari, sempre negli ambulatori di igiene pubblica, sempre dalle 8 all'1. È tornato a colpire quello che è stato ribattezzato come il vendicatore degli autovelox. Lo ha fatto ieri sera a Rosolina, sulla Romea. Vediamo. È stato tranciato da un flessibile, sicuramente elettrico, ieri sera intorno alle 21:14, l'ora esatta perché poi si vede sulle telecamere di videosorveglianza proprio il momento del crollo e poi il blackout. Tra l'altro un orario che la Romea era molto trafficata. Che si tratti di un solo individuo o di una banda non è ancora chiaro. Di certo Fleximan, così è stato ribattezzato, è tornato a colpire e non si è fatto tanti problemi visti il luogo e ora, stavolta sulla Romea in direzione sud a Rosolina. L'occhio elettronico è stato ritrovato a terra di prima mattina a bordo strada al di là del guardrail, con il palo arancione tagliato alla base, una mossa netta, fulminea come le altre del resto. Per quello che sui social appare spesso come un vendicatore, si tratta dell'8ª volta in meno di un anno sulle strade del Polesine e nei mesi delle grandi polemiche sollevate dall'autovelox di Cadoneghe, anche se questa è un'altra storia. L'ultimo duplice colpo la notte di Natale a Taglio di Po e a Corbola. Stavolta però un aiuto potrebbe arrivare dal sistema della videosorveglianza, tutto in mano ai carabinieri supportati dalla polizia locale. Per il sindaco di Rosolina c'è poco da sorridere. Quell'autovelox insiste su una strada alla Romea, spesso teatro di tragedie provocate proprio dall'alta velocità. Mi sento di difenderlo, ecco, la funzione di questo autovelox è una funzione non di far cassetto, ma proprio di prevenzione per quanto riguarda la percorrenza, insomma, del tratto stradale. È un reato, e tra l'altro un reato che poi va a colpire le tasche dei cittadini, perché adesso anche il ripristino stesso ha dei costi e in conseguenza alla fine non è che una volta battuto lasceremo il pilone a terra, in tempi tecnici verrà ripristinato, magari con degli accorgimenti antisabotaggio. Un accesso agli atti in comune per fare chiarezza sul futuro dell'ex orto botanico di San Giobbe. Lo ha richiesto il gruppo di tutta la città insieme di fronte alla prospettiva che l'area sia convertita in un nuovo grande albergo. Già il comune all'epoca rifiutava questo tipo di soluzione. Stupisce che ora con una delibera blocca alberghi votata in consiglio si parli ancora di un albergo a Canareggio. Nel 2018 il Comune di Venezia aveva respinto la possibilità di conversione ad uso turistico dell'area dell'ex orto botanico di Cannareggio. Oggi, a distanza di 5 anni, ci si potrebbe trovare di fronte ad una nuova possibile richiesta di cambio di destinazione d'uso da residenziale a ricettivo per realizzare un albergo dal volume complessivo di 58.000 metri cubi. Nel 2018 Giovanni Andrea Martini era presidente della municipalità di Venezia Murano Burano. Oggi siede tra i banchi dell'opposizione in consiglio comunale con tutta la città insieme.
Abbiamo fatto un accesso agli atti adesso per capire se ci sono nuovi progetti in corso o se sono stati depositati. A suo tempo avevamo fatto nel 2019 un accesso agli atti per capire che cosa c'era agli atti e qual era la posizione del Comune. A quell'accesso era stato risposto che praticamente la destinazione d'uso ricettiva non era conforme e compatibile con l'area, nel senso che un'area così popolata e popolosa non era adatta a ospitare un ulteriore albergo. Venezia è sempre più schiacciata dal turismo. Da un lato 49.000 abitanti in costante diminuzione, dall'altro 50.000 posti letto turistici in costante crescita. Eppure all'orizzonte il dibattito è sempre lì, nuovi alberghi. Si tratti di riqualificare, come si dice adesso, la sede della Camera di Commercio in Calle Larga 22 marzo, si tratti del progetto di costruzione di 2 megastrutture da 770 stanze al Tronchetto. Nel 2018 a Cannareggio si raccolsero più di 2.000 firme contro il progetto all'Exorto Botanico. È un progetto che è stato già rigettato dalla città, è stato già rifiutato nel 2019. Una grande assemblea pubblica ha rifiutato questo progetto e ha ribadito come di alberghi in città ce ne siano già abbastanza. Nuovo corso di laurea in medicina e chirurgia al Lido di Venezia per formare in casa medici del futuro. Già ha pubblicato il bando anche del prossimo anno accademico. Sono tante gli studenti a copertura di tutti i posti disponibili che lunedì 18 dicembre hanno iniziato le lezioni al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università Privata Unicamillus, che per la prima volta ha aperto una sua sede a Venezia. Da lunedì 8 gennaio, dopo la pausa natalizia, i corsi riprenderanno regolarmente a pieno ritmo, lezioni dal lunedì al giovedì. Cuore pulsante dell'attività accademica è l'ospedale IRCS San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia, diventato così sede universitaria grazie all'intuizione dell'amministratore delegato Mario Bassano. L'Ateneo, guidato dal rettore Gianni Profita, ha già pubblicato il bando per altri 80 posti per il prossimo anno accademico 2024-2025, con iscrizioni aperte fino a febbraio. Una bellissima iniziativa che pone Venezia come città universitaria, acquisisce questa nuova facoltà. Per il Lido soprattutto una cosa molto importante: ci saranno circa 80 studenti nuovi ogni anno, ci sarà bisogno anche di incrementare i posti letto a favore degli studenti, per cui creare degli studentati. In un momento in cui purtroppo fa sempre più notizia la carenza di medici in Veneto e a livello nazionale, il San Camillo avrà l'opportunità di formare in casa i medici del futuro, abbinando clinica e anche insegnamento, come carisma delle suore Mantellate di Pistoia. Preside della facoltà veneziana è la professoressa Barbara Tavazzi di Roma. Un'occasione in più per Venezia e per il Lido di aumentare la propria residenza, di avere molti studenti che portano chiaramente benessere, economia, e bisognerà essere pronti ad accoglierli e pronti anche a dargli la possibilità di rimanere a studiare appunto al Lido o a Venezia. Si avvicina all'Epifania e dunque dolcetti e libri per le 150 calze della Befana nel quartiere Pertini di Mestre, in distribuzione naturalmente da sabato 6 gennaio. Al quartiere Pertini di Mestre la Befana, munita di scope e super calze giganti da oltre 2 metri ciascuna, è già arrivata. In serbo per tutti i residenti e non soltanto dolcetti e libri. E aspetti i bambini adesso, che sarà il giorno 6, allora darà le calze ai bambini meno abbienti del quartiere. Sono 150 le calze preparate e quindi aspettiamo tanti bambini e tante bambine. Nonché quelle bambine che hanno superato anche gli ANTA, diciamo, no? E che vengono sempre a chiederci la calza, sono rimaste con quella tradizione che è bene che non muoia, insomma. Il 2024 si annuncia come un anno difficile. Come dappertutto abbiamo avuto molte influenza, molto Covid. Abbiamo molte persone anziane, quindi abbiamo dovuto seguirle nel consegnare medicinali, generi alimentari, vestiario, insomma abbiamo dovuto aiutare parecchio
è stato un anno duro questo. La richiesta della Befana per il popoloso e attivo quartiere di Mestre, per il tramite del suo portavoce, il vulcanico, iperattivo e creativo ex sindacalista Rocelli, che insieme ai tanti volontari con progetti e idee partecipate ha visto in senso letterale la trasformazione dell'area con la sua rinascita, ma serve una maggiore condivisione. Noi ci aspettiamo molti volontari, abbiamo bisogno di tutto, venite ad aiutarci, siamo qui, lavoriamo tutti assieme e sarà bello anche per voi. Il numero per dare una mano in qualità di volontari è il seguente: 334 63 30 441. C'è bisogno di aiuto, c'è bisogno di volontariato, c'è bisogno un po' di tutto, ma che ci sia donato con il cuore, perché è quello che conta di più. Ora alla rubrica I vostri presepi vi presentiamo quello della famiglia Larice di Martellago. E con questo è tutto, ora le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. L'arrivo di una perturbazione determinerà un peggioramento del tempo sul nostro territorio per tutto il weekend dell'Epifania e anche oltre. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 5 gennaio. Sul Veneto al mattino avremo molte nubi, ma sarà in prevalenza asciutto. Dal pomeriggio precipitazioni via via più diffuse e anche intense, con quota neve attorno a 1200-1500 metri sulle Prealpi, 900-1200 metri sulle Dolomiti. Le temperature avranno un andamento piuttosto irregolare, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 7 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo le prime piogge nelle ore pomeridiane, la sera più diffuse, con deboli nevicate in montagna oltre i 1000-1300 metri. Nella notte precipitazioni ancora più abbondanti. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 9-14 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dal pomeriggio non mancheranno precipitazioni via via più moderate in serata e nevose per lo più oltre i 1000 metri. Temperature minime intorno a 0-3 gradi, massime sugli 8 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.